Garibaldina-Trambileno. Largo successo dei giallorossi per 3-0 contro il Trambileno. Il primo tempo non è certo entusiasmante, con la manovra dei locali buona, ma che impatta sul portiere, bravo a tenere in vita i suoi. Nel secondo tempo la Garibaldina concretizza le uniche 3 occasioni, con la doppietta di Collarci e il gol di Xeca in mischia nel recupero. Ottima prova della confermata capolista sotto la pioggia, mentre il Trambileno dovrà rivedere la propria sterilità offensiva. Leno TNT Montepeller. Termina 2-2 un match molto divertente. Nel primo tempo gli ospiti giocano meglio e passano al quinto compilati. Andrea Pezzato pareggia subito dopo, mentre alla mezz'ora Bernard riporta i nonesi in vantaggio. Nella ripresa il match non ha molti sussulti, con il Leno che prova ad alzare il ritmo timidamente. Succede tutto alla fine. Prima la Leno sbaglia un rigore con Maestrelli grazie al 45enne dirigente Pilati, ma poco dopo Marco Pezzato segna il definitivo pareggio. Marco Montebaldo. Bella vittoria per i locali, che non incantano nel primo tempo e attendono fino al 40° per segnare il vantaggio con Slifer, probabilmente in offside. Nella ripresa Gasperotti mette a segno il 2-0 con un perfetto diagonale. La reazione ospite non si fa attendere. Castellani accorse le distanze di testa, ma la doccia fredda arriva con la doppietta di Gasperotti e poi con il gol di Zocca a punire l'ormai sbilanciata squadra ospite. Il gol di Viecelli nei minuti finali da fuori area serve solo a fissare il 4-2 finale. Sacco San Giorgio Aldeno. I locali trionfano contro l'Aldeno, portandosi a quota 4 in classifica. Non c'è partita, con il Sacco che comanda tutta la partita, ma che riesce a sbloccarla solo al 51° con Fazzi. L'Aldeno rimane pure in 10 per un fallo da ultimo uomo, quindi risulta facile il raddoppio a un quarto d'ora dalla fine, grazie al gol di Conti. Il 2-0 finale soddisfa i locali, ma lascia molto delusi gli ospiti, ancora fermi a quota 1 punto. Spormaggiore Cristo Re. Un pareggio è il massimo che le due squadre riescono a ricavare da questa partita. L'incontro da subito molto duro, infatti al quinto De Carli viene espulso, lasciando in 10 gli ospiti. Sono i locali che sbloccano la partita al 40° grazie al gol di Tanel. Il secondo tempo premia l'equilibrio tra le due squadre. Al 65° Colazzo ristabilisce questo equilibrio dagli 11 metri. Nel finale il Cristo Re tenta il colpaccio esterno, ma nulla da fare. Termina 1-1, una partita molto vivace anche sugli spalti. Valpeio Dolasiana. Il Valpeio sblocca la propria classifica vincendo contro la neopromossa Dolasiana. Il primo tempo risulta molto noioso, salvo un pericolo alla porta degli ospiti terminato sulla traversa. Nel secondo tempo il capitano della Dolasiana sbaglia il rigore, impattando sul palo. A questo punto il Valpeio alza la testa e Sluca porta in vantaggio i suoi al 60°. Gli ospiti accusano il colpo e subiscono il raddoppio, ma reagiscono e accorciano a 20 dalla fine. La rimonta però non si completa. A Celledizzo finisce 2-1. Volano Azzurra. Il Volano annienta un'Azzurra in netta crisi. Nella prima frazione il Volano prende le redini del match, ma supera l'ostica difesa ospite solo a 3 dalla fine del primo tempo con Muollo. La ripresa vede una reazione dell'Azzurra, ma il portiere è in giornata e si vede. Le speranze degli ospiti crollano entro il minuto 70, con il raddoppio di Muollo e il gol di Malesardi. L'ottima gestione della partita premia il Volano, che vince per 3-0. Azzurra da rivedere.